Andiamo a pagina 86. Andiamo a pagina 86 per piacere, nella preziosa ghirlanda della visione della via di mezzo, e recitiamo i primi 3 versi insieme. Ad alta voce tutti quanti per piacere. Possa io sempre essere un oggetto di godimento per gli esseri senzienti, secondo i loro desideri, senza interferenze, come sono la terra, l'acqua, il fuoco, i medicamenti e le sete. Possa io considerare gli esseri senzienti cari nella vita e possa io considerarli più cari rispetto a me stesso. Possano le loro negatività maturare su di me e possono le mie virtù maturare su di loro. Ovunque vi sarà anche un solo essere senziente che non è ancora stato liberato, possa io restare nel mondo per il bene di quell'essere, anche se avrò ottenuto la suprema illuminazione. Per cui adesso avete tutti voi questo librettino, abbiamo generato la mente dell'illuminazione sulla base di riflettere e di recitare questi versi. Adesso che l'avete con voi, fatelo tutti i giorni recitate questi versi, portateli alla mente, riflettete, fate in modo di condizionare la mente continuamente con il loro significato per queste cose, e vi assicuro avrete una vita molto più felice in questo modo. Per cui tutte le qualità della mente vengono dalla mente stessa, dal condizionare la mente in quella qualità, così come è spiegato nel trattato di cognizione valida. La mente e le qualità che cosa sono? Il supporto e ciò che viene supportato. Per cui ciò che va condizionato alla fine è la mente estremamente sottile, ma prima di condizionare la mente estremamente sottile dobbiamo lavorare su quella grossolana, condizionare quella grossolana e poi piano andare sempre più profondo finché non riusciamo a lasciare anche queste impronte su quello che è la mente sottile. La mente va cambiata, le qualità della mente vanno ottenute con il proprio sforzo cosciente. Non è possibile chiedere a Buddha per piacere cambiami la mente, non avverrà mai, così anche per i miei amici cristiani. Non è possibile chiedere a Dio di cambiare la propria mente la dobbiamo cambiare noi, la mentalità va cambiata noi, proprio perché quelle negatività da abbandonare non sono della natura della mente può essere cambiata in positivo e le qualità della mente proprio per natura si possono portare e sviluppare all'infinito.
地球的荒域的。Allora adesso facciamo l'iniziazione. Per quanto riguarda l'iniziazione, la cosa fondamentale è pensare e seguire correttamente, pensare in un modo corretto. Poi su quella base ci sono i rituali che ricorderò io. 지하수면이
그런 저진에 라마를 얘기 아니 와 레바토 아니 모든 사람들 전체도 너무 최신 소리야 되네 와 이렇게 하더라데 아니 냐고 찾네 뭐도 되네 지금 다니엘의 가고 지세적 얘기 하나 상주 보여요. 아니 계속 뒤균도 지금 하드 데이네 내조 지금 뒤시는 거 중에 뭐라고 하나죠? 지금 마찬가지로 로가 해석이요. 다음에 당연한 신기 제대로 아니 5분기 도시로 세계 상황 영화가 아니 태고심 지게 신이 생이 아니 신인 도 시고 예시고 연장 방법 전제 부수 대리로도 막혀지 세계적인 교육하고 댄스 최주상을 보아래 대리기다 택시기다 최수점의 그런 생기들이 아니 사연들이 더도 아니 소다고기 아니 존나 아니 로조 개로 대존은 친두와 개로 난 상승 제주선을 잡아 상상아 아니 마음이 안 지게 근데 존나 아니 순대를 보지 마세요 좋아해 아니 소다 로조면 개인이 보지 마 가다에 소다의 양이요 아니 도대 양이요 바로 심해 아니 쇼기 양이요 내가 아니 나한테 이제 좋아해 봐도 나가시게 너지 지고 나와 야시시 너를 배우면 영화네 그러다 딱 나한테 그 십삼이 유스가 가서 시키는데 이내가 보다보다 지기 그래서 라고 지신다고 하면은 슈가 제일 특별히 그 얘기 것을 야를 때문에 진짜 진짜 아니 소는 진짜 그래도 저지가 또 아이 지금 지도를 갖다 제가 저런 생각이 와요 내가 같이 주서 남녀 지금이다 그래서 저들이 이제帮你做出所的没法是那么是说出来的帮派起来的被开出来的相反的这个缺陷是你的加班少钱而且是老给谁年的而且是拿他的年的情况不像的加班少的太太有时候特大一点加班少的不多你加拿大的加班少的不是加拿大的进去或者说好像礼物人说的有一个说是咱们这个人有一个说法人说什么其他人现在三节咱们开始说那个人嘛太阳让谁你干嘛那个人说这个是有的一个啥公布咱们这个人要是太这个拿着只要那说啥就啥公司那老人都可能他们是松下你确实这边确实说呀他们是这样哎你想法是要他们是这样哎这人家的说我们什么的生姜什么话需要他们是松下的那多少的时候上次有这些那公司的方面大马上写吧但是我才能做的这个给我的我只能这样做的上马赛你干嘛要跟是不是我你是到你是不是刚才的可能讲完了啥啥呢但是成本这个写着那个某些刚才讲我马赛我都搞不清楚
说，那都是确实，罗马的呀，对对那个都是啥？确实没错，是都是啥？都是的。这里呢，就那么财政这方面嘛，民的这个智慧意识啊，这个休息意识啊，不能讲啥，这教育性意识，民生方面这个休息，传统这些基本这个嘛，这里呢，我看到财政管理开始我就想，然后，那个能不能讲这个不？入住国内的那个我讲的这些，全是从上面讲的入住国内的钱，真的是如果对手比较些，这中国人呢，恰恰上就太不完了，这个那么长时间讲对吧？合理的，看到政府的那个到了没有？上面的入住国内的。前年拿到最名声是，不是各个将军的主要的对拿到名声，做了的，这呢这个是这样的，看不出来的做了的，但各个将军的呢，因为这个不能怎么样是，入住国内的呢，因为这个不能怎么是，钱。我讲的，这个他们就重要的，讲明市民就是这个，你叫我去问的，刚刚这个多少钱的数字就了，逻辑当上反正那个，没错啊，什么都这，经常人没老选选的，查下用，怎么去查一下？我们要抓住下去，这个他不的，可就是那边的。那你看到这些可以的，查完以后呢，大场小的些，各个将军的你查些对称，那我这个就相对是不错的，那就随便就无所谓的，知道这个意思嘛，是吧？这个江边市民说，这样的动作到现在的。三节课那边学这个有嘛，三节课那边学这个不要嘛，这是吧？那人一对，好的，那么这些给些年轻人欣赏的，在这方面就看我这方面是现在大这个说到的，那么能讲的，那给你这边的这个强就生，那么都会有的。为什么说？这个这样子，他的那么台湾单位，他往学里，我觉得两边这个以上的上不好的，往学，往投资人两边看来，各位想不长，这是吧？往不要是的，根本才那个人，我们要去，还要往去要的。往生活呢，参加这个那么往年生活往下一个啥呢？往学生来说，这个参加这个那么呀，你老年期啊，这嘛钱，这往过来我操，这这应该，我这没推，不是的，那好像下的特别有些的，他就是没听过那个花桥什么的。这让我看我说了没前提是的，对吧？看我给我一张长时间的，那么你讲，我通过的因为通过的这个下载的因为呢，上这个地方的话，我要说一下的，特别是这个地方的话，我要这个样的，但特别这个地方的呢，我要查一下的。当我跟常特别需要给出去的往年前他的一个往年前，我觉得是。Ora
per quanto riguarda l'iniziazione vera e propria, per quanto riguarda l'iniziazione vera e propria c'è le qualità dell'amo che dà l'iniziazione, le qualità del discepolo che riceve l'iniziazione, dove si riceve l'iniziazione in mandala. Il maestro che dà l'iniziazione si chiama il maestro del Vajra, che non vuol dire solamente avere in mano il Vajra della campagna, non fa un maestro del Vajra. Il maestro del Vajra deve avere tante qualità, le 10 qualità specifiche per quanto riguarda il Tantra, che si basano sulle 10 qualità di essere un maestro completo dei sutra, come si trovano nei sutra. E la base di tutto questo il maestro deve anche possedere, avere ricevuto l'iniziazione, avere fatto il ritiro dell'approssimazione perfetto, aver concluso il ritiro con la puja del fuoco e soprattutto mantenere con continuità la pratica dello yoga della divinità in relazione all'iniziazione che sta dando. Per cui il maestro completo deve avere completo la pratica delle 6 perfezioni e anche tutte queste qualità. Non va bene fare queste cose senza avere le qualità o pensarsi chissà che solo per avere un nome alto. Per esempio, io non penso di me chissà che cosa solo perché vengo chiamato Dalai Lama e così via. Inoltre noi dovremo sempre comportarci molto bene, sia il Lama che il discepolo, tenere se stessi, la propria consapevolezza come i testimoni di quello che facciamo. C'è un grande maestro in Tibet che si chiama Nandrarango, che ha detto, appunto fece delle promesse che quando le ho viste mi hanno ispirato tantissimo, quello di mai fare delle attività che diventano come fare un business, vendere il Dharma e mai passare sopra gli esseri. Io quando ho visto questa cosa mi ha molto ispirato, adesso purtroppo vado in giro a volte con la macchina e con l'aereo dove passo sopra gli esseri, però proprio per seguire, che non va bene, però proprio per seguire questa pratica ho provato anche a essere vegetariano per 20 mesi, già tantissimi anni fa, e poi purtroppo mi sono ammalato, però ho fatto in modo che nei 3 monasteri nelle cui cucine diventassero vegetariani. In più i praticanti devono essere sinceri. In Tibet i praticanti si è sviluppato un sistema che ci sono i praticanti che sembrano da una parte si vestono da monaci ma in realtà sono laici perché praticano il Tantra. Questo è un sistema che in India non c'era. In India chi praticava, all'inizio erano tutti grandi pandita, tutti monaci e monache, poi nel momento in cui arrivava il momento che andavano a praticare il Tantra si spostavano, uscivano dal monastero e andavano in solitudine a praticare le loro cose. Io un po' di tempo fa ho visto un tibetano giovane che è venuto dal Tibet, mi è venuto a trovare, aveva le vesti da monaco, bene, però aveva i capelli lunghi. Io che sono molto diretto gli ho detto, ma se sei monaco rasati, altrimenti se non sei monaco non portare le vestiti da laico, pretendere di avere delle grandi realizzazioni, mettersi addosso le vesti da monaco e tenere i capelli lunghi e queste cose non vanno bene. Comunque anche il discepolo deve avere delle qualità, per prima cosa deve avere un interesse forte e continuativo nel volere generare la mente nell'illuminazione e generarla, deve avere una fede stabile nell'Ama e nella divinità dell'iniziazione, ma soprattutto sulla base della comprensione dei sutra deve portare avanti la pratica quotidianamente. Una volta che hai ricevuto l'iniziazione, hai ricevuto il permesso di praticare questa cosa. Se hai ricevuto l'iniziazione non porti avanti le pratiche quotidianamente, in questo caso del profondo del yoga dei segni senza segni, lo scopo vero e proprio dell'iniziazione è perso, non ha avuto nessun significato prendere l'iniziazione. Allora, per quanto riguarda il mandala dove si dà l'iniziazione, se il lama e il discepolo hanno grande realizzazione, sono degli eremiti, il mandala viene visualizzato sulla base della concentrazione, altrimenti viene dato su un mandala dipinto o su un mandala di sabbia. In questo caso il mandala è quello di sabbia.
Adesso pensate in questo modo, senza avere bisogno di ripetere dietro di me, ma pensate in questo modo, che appunto siete davanti al mandala, alla divinità, pensate per piacere introducimi dentro al mandala, fammi entrare nel mandala e io praticherò tutti i modi e le promesse e le pratiche che mi dici. Per prima cosa concedimi il rifugio, su questa base concedimi anche i modi del Bodhisattva. Pensate in questo modo. Non so. Adesso nel pacchettino che avete dentro, oltre alla foto della divinità, c'è un nastro rosso. Adesso questo nastro rosso ce lo mettiamo in questo modo. Lo scopo di questa penna rappresenta il fatto che in questo momento, prima di entrare nel mandala, il momento si chiama mantra segreto, non siamo ancora andati a vedere il mandala finché non ci sarà il suo punto particolare, per cui per significare questa cosa ci mettiamo questo come una penna, ci mettiamo il nastrino sul capo. Adesso dentro lo stesso pacchettino c'è anche un petalo bianco di fiore. Questo rappresenta una ghirlanda di fiori che si offre alla divinità nel momento in cui entreremo nel mandala. Questo fiore adesso non perdetelo perché verrà usato, ok? Adesso mettete le mani giunte così come vedete, che è il mudra del loto, della famiglia del loto, con le dita aperte in questo modo, e per prima cosa ponetele al cuore e ripetete il mantra. Om Brahma Bhavaya Swaha. Om Brahma Bhavaya Swaha. Questo da ripetere. Adesso
다들 잘 이해하는 거예요. 그래서 수준이 교과를 말하는 얘기가 되겠죠. 이 전환이 수업 보시네. 교실도 교내라나 전년에 때문에 이것을 재미있는 타라 대화적으로 치료해 주세요. 책이 왜 누구를 하셔요? 어떤 말이죠? 잘도 상담하는 애들이 있는데 지금들 뭐야죠? 저 하나는 지금 돈이 뭐 맞는 거 같아요. Adesso a questo punto, ieri vi ho spiegato come trovate anche nei versi a pagina 86, la persona non è terra, non è acqua, né fuoco, né aria, né spazio, né coscienza, e neppure tutti questi. Che persona c'è a parte questi? Proprio come la persona non è reale, essendo composto dei 6 costituenti, così pure ciascuno dei costituenti non è reale, essendo composto. Nel momento in cui andiamo a cercare questo io che sembra così evidente, non si trova da nessuna parte. Questa è la stessa cosa che dicono la fisica quantistica dei fenomeni esterni, ma vale anche per i fenomeni interni, la coscienza è l'insieme dei momenti, quello precedente e quello successivo, nel momento in cui lo vuoi cercare, è inespressibile, non si trova. Per cui adesso pensate in questo modo, riflettete sul sé, dov'è questo sé? Questo sé che sembra apparire ma non si trova, meditate la verità. No, 이런 식이 소설문인데 지금 뒤나와뒤 Meditando in questo modo fate dissolvere anche l'apparenza del corpo fisico in uno spazio completamente vuoto. Per cui adesso pensando in questo modo, quella mente stessa che è arrivata a vedere che quell'aspetto di quel fenomeno, quel sé non c'è per niente, l'ho cercato, non c'è per niente, quella mente che non ha trovato questo fenomeno. Immaginate che proprio come la bolla dell'acqua dall'acqua, da questa mente stessa che ha realizzato questa vacuità, che abbiamo immaginato, che ha realizzato la vacuità, noi stessi appariamo, prende la forma che siamo poi noi stessi di cervezi, con un volto e 2 braccia. 부모님들이 나와도 봐 되네. 애들도 소문 바로 하면서네. 부모님들이 가게나 차. 근데 이게 왜 인생이와 소설 돈이 상당히 돈이 그 돈이 상당히 돈이 상당히 허대는 거고 애들은 무시 차이가 유사하잖아. 이제는 주 구도적으로整个中国人文化，一个中国人文化差不多去上的。Per cui quella mente che ha dissolto completamente gli aggregati ordinari, fisici, in questa vacuità, sono dissolti questi aggregati, per cui non c'è più un aggregato che è maschile, un aggregato che è femminile, un genere maschile e femminile. E questa stessa mente che realizza la vacuità prende l'aspetto di Cervesi, un nuovo aspetto di Cervesi con un volto e 2 braccia. Pensate che a capo c'è la sillaba Om bianca, che è il corpo supremo Vajra, alla gola la sillaba Om rossa, che è la parola suprema Vajra, e al cuore la sillaba Om blu, che è la mente suprema Vajra. 이수분들의 열쇠 중에 대기는 국립성당에 새로 진짜 새로 찾아요. 동님 거로야 새로 시작해 문에 유통을 세죠. 성당에 다 중대를 좋아. 그리고 국립성당에
Per cui pensate adesso che sempre nell'aspetto di Cerresi, per queste 3 sillabe si emanano tantissimi raggi di luce che illuminano tutta questa mente che ha realizzato la vacuità, diventa ancora più chiara, ancora più profonda e nello stesso tempo ha l'aspetto della divinità, per cui vedete la stessa mente che ha l'aspetto divino e realizza direttamente la vacuità. A questo punto prendiamo i voti del Bodhisattva. Per cui a questo punto per i voti del Bodhisattva, così come abbiamo fatto prima, davanti a noi siamo tutti Shakyamuni circondati da tutti i grandi maestri, il Lama del Lineaggio, il Lama diretti e così via. Un po' in particolare in più che non c'era prima è che pensiamo anche alla mandala, siamo davanti alla mandala di Cerresi, con la Cerresi a 1000 braccia ed è circondato nelle 4 direzioni da Akshobhya e gli altri 4 Buddha delle 5 famiglie dei Buddha. C'è uno scopo molto particolare per visualizzare il mandala in 5 divinità, perché la base di purificazione sono gli aggregati, che sono 5, l'aggregato della forma, dell'esperienziazione, della sensazione, dei fattori composti e della coscienza. Quelli sono la base di purificazione e nel momento in cui vengono purificati questi appaiono nell'aspetto delle 5 famiglie dei Buddha. Non so. Andate a pagina 63 per piacere, dove c'è la presa di rifugio in generazione di bodhicitta. 난 제발 지금
사실은 저보다는 좀 전혀 나도 지속이 처음이 다른 사회도 그러잖아요. 나도 지속이 나다 나도 즉 아니 전주선을 dombe 민주적 또 적게 이제 시루 처리가 어디 상황도 아니 수업의 시체는 수시 수비 시작이 그게 다 탐지샤고开始 가다 전주선에 사진 되게 그래서는 사진을 톱을 쇼 세는 게 봐. 나한테 사진이 뭐 하면 그러다 전주선을 던져 이게 수시 수비 사진을 띄고요. 저는 지금 여사를 이게 제대로 투기 제대로 넘어는 시 다 그냥 저기 쓴 기분에 다안 넘어는 캔 Allora andiamo a vedere il verso, prendo rifugio fino all'illuminazione del Dharma del Sangha, poi invece qui dice a causa delle accumulazioni create dalle generosità e così via, non dall'ascolto degli insegnamenti. A questo punto, quando dite a causa delle accumulazioni create dalla generosità e così via, pensate a causa dell'accumulazione del mantenere in modo puro tutti i voti e le promesse dei voti del Bodhisattva, li manterrò precisamente, possai ottenere l'illuminazione per il beneficio degli esseri senzienti. Prima abbiamo fatto la cerimonia della bodhicitta, dell'aspirazione, vuol dire che abbiamo promesso di voler ottenere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Adesso facciamo un impegno vero e proprio, non solo ho promesso di ottenere l'illuminazione per il beneficio degli esseri senzienti, ma effettivamente mi impegnerò nelle pratiche dei bodhisattva, specialmente mantenendo in un modo puro il più possibile a costo della mia vita i voti e le promesse dei bodhisattva. Per cui adesso per prendere i voti del bodhisattva ci si mette in ginocchio. Voi che siete seduti sulle sedie rimanete dove siete. No, per cui il Sant'Italo riceverà in tibetano e noi lo riceviamo in italiano, ok? Prendo rifugio fino all'illuminazione e Buddha del Dharma del Sangha. A causa delle accumulazioni create dalla generosità e così via, possa io ottenere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Prendo rifugio fino all'illuminazione Buddha del Dharma del Sangha. A causa delle accumulazioni create con la generosità e così via, possa io ottenere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Per cui alla fine della terza ripetizione pensate che avete ricevuto completamente i voti e le promesse e le pratiche dei bodhisattva. Se avete dei dubbi su questa cosa qua, una volta che li avete ricevuti bisogna studiarli, capirli e cercare di praticarli bene. Se avete dei dubbi cercate almeno di generare un buon cuore in questo momento. Il punto fondamentale di questi voti, di queste promesse,
è quello di diminuire e eliminare l'egoismo, lo scopo per se stessi. Se avete una grande determinazione e il coraggio di fare ciò, pensate pure che state ricevendo molti per il messaggio. Prendo rifugio fino all'illuminazione del Buddha, del Dharma e del Sangha. Nel Buddha e del Dharma e del Sangha. A causa delle accumulazioni create dalla generosità e così via, posso io ottenere illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Sedete. Adesso a questo punto c'è lo yoga incommensurabile, che è estremamente importante. Adesso, come abbiamo pensato prima, adesso meditate almeno per un minuto in questo modo. Devo assolutamente ottenere lo stato di Buddha dell'illuminazione suprema in modo da essere di beneficio a tutti gli esseri senzienti. Rimanete su questo pensiero, meditate in questo modo. Adesso pensate così, questo pensiero, questo buon cuore universale che pensa possa ottenere l'illuminazione per beneficio di tutti gli esseri senzienti, prende l'aspetto di un cerchio di luce bianco al cuore, al centro del petto. Adesso meditate in questo modo, su questa base, meditate questa illuminazione che voglio ottenere, questo stato di Buddha. Nel momento che cerco anche questo fenomeno disegnato, alla fine non lo trovo, proprio così come ha spiegato Nagarjuna nel suo fondamento della saggezza, nell'analisi del capitolo dell'analisi del Tathagata. Il Tathagata non è gli aggregati, il Tathagata non è diverso dagli aggregati, il Tathagata non è insieme degli aggregati. Dov'è il Tathagata? Per cui nel momento
cercare il fenomeno designato in questione, lo stato dell'illuminazione, non lo trovo. Così pure nel momento che vado a cercare gli esseri sensibili che sono l'oggetto che voglio beneficiare, così come abbiamo appena visto, questa persona non è la terra, non è l'aria, non è il fuoco, non è l'acqua, non è lo spazio, non è la coscienza, non è nemmeno l'insieme di questa coscienza, non è nemmeno diverso da questo. Qual è la persona? Così nello stesso modo nel momento che vado a cercare la persona disegnata, questo non lo trovo, così come vi ho spiegato ieri. L'apparenza nel momento in cui non analizzo, non cerco, quella realtà appare in quel modo, nel momento che cerco quella designazione, quel fenomeno specifico non lo trovo. Per cui l'aspetto ingannevole del sorgere dipendente e la mancanza totale di base se ricercata. Adesso meditate su questo punto, della mancanza totale della base se ricercata, sulla valuta. Meditate per un momento così. Per cui cosa ve ne sembra? Prima tanto sforzo per cercare di sviluppare assolutamente questo buon cuore universale e poi alla fine quando lo vai a cercare non c'è proprio niente. Come ve ne sembra? Io penso che questo sia così estremamente importante, questa combinazione, però come abbiamo visto ieri, le emozioni distruttive, l'attaccamento, l'odio, l'avversione, da che cosa sorgono? Sorgono dalle concettualizzazioni, delle proiezioni sbagliate, errate. E queste proiezioni da dove sorgono? Sorgono dalla concezione che si afferra un sé, in un modo in cui non esiste per niente. Per cui da una parte vuoi ottenere lo stato di Buddha che è completamente privo delle emozioni distruttive, per cui devi agire simultaneamente a voler essere di beneficio agli altri, anche ad eliminare queste emozioni distruttive che si eliminano esclusivamente proprio perché sorgono dall'elaborazione di esistente, con la comprensione della vacuità, e quello è il suo antidoto. Per cui questa combinazione, se la dovete vedere in questo modo, in questa realtà ora diventa estremamente altamente significativa. Comunque non pensate immediatamente di avere un'esperienza, l'esperienza sorge piano piano dopo molto tempo che si pensa in questo modo, ma se continuate a pensare di sicuro avrete un'esperienza.
그 남도에 마지막 미리신도 싸운다는 수위인지 캐리셔 아니 나한테 Adesso pensate in questo modo, questa cliente che ha compreso la vacuità, così come abbiamo analizzato prima pensato alla illuminazione, questa l'avevamo fatta apparire nel centro del nostro petto in un aspetto di luce bianca, sopra questa luce bianca, questa mente che realizza la vacuità appare in un aspetto di vajra in piedi, concentratevi su questo pensando che queste sono le due bodhicitta, l'aspetto convenzionale della bodhicitta e l'aspetto pubblico. E fate con una forte determinazione una promessa: non abbandonerò mai queste due bodhicitte, le coltiverò sempre giornalmente, senza mai dimenticare. Pensate in questo modo e ripetete. Om Sarva Yoga Zeta. Om Sarva Yoga Zeta. Upataya Me. Upataya Me. Om Sarva Yoga Zeta. Om Sarva Yoga Zeta. Upataya Me. Upataya Me. Om Sarva Yoga Zeta. Om Sarva Yoga Zeta. Upataya Me. Upataya Me. 제 시차시로서 되게 두번이야. 나와도 이제 생기부터 신지기, 나와도 이제 생기부터 신지기. 에네 기본소 라마도 뭐 탑이 되면 에네 포션에서 차원적으로 주면 대토원에 나와도 이제 세트는 저주성이 뭐 나와도 이제 세트는 텔레마를 러시 중에 저랑 팀체 에 Adesso pensate in questo modo, lo stesso aspetto di Cervesi con il mondo due braccia, il vostro cuore del disco lunare, della bodhicitta convenzionale e il vajra della bodhicitta ultima, nello stesso modo di fronte a voi l'ama che è inseparabile della stessa natura nell'aspetto di Cervesi, con tutto il mandala al suo cuore c'è la stesso bodhicitta, la luna e il vajra. Pensate che una replica si emana e si assorbe dentro ai vostri due bodhicitte, stabilizzandoli e facendoli diventare inamovibili. Fino adesso mi sono soffermato un po' nelle spiegazioni perché questi sono i punti più importanti. Adesso andrò come un jet supersonico. Adesso per prima cosa Lama vi fa l'ingiunzione di mantenere la segretezza, questo essendo la pratica del mantra segreto va condotto in segretezza, i segreti, ciò che vi ho spiegato, non va divulgato agli altri. Immaginatevi che siete entrati dentro il mandala. Mentre immaginate che siete dentro il mandala e circondulate all'interno per 3 volte, ripetete dietro di me. Mara, Sujeta, Susuko, Bezzasato, Adessetema, Mara, Sujeta, Susuko, Bezzasato, Adessetema, Mara, Sujeta, Susuko, Bezzasato, Adessetema. Successo. 나한테 이거 하래요. 차서로 제제 어제 태워 정말 이걸 자지. 이제 Adesso ripetete facendo le postazioni a mandala, prima il capo, la gola e il cuore. Namo Pensate in questo
modo per piacere fai assorbire dentro di me gli esseri di saggezza. La volta di voi sono tramite per convertire i segni, e ho stato Genesis 7中报的松引那么兔3对年那么从中的，这样的话，Genesis 上一个少嘛，听你，前几都上不起来。Pensate in questo modo che adesso per l'anima che è separata dalla divinità del mandala, dal suo cuore si mandano infiniti raggi di luce che evocano tutti i Buddha dei credenti, tutti i bodhisattva nell'aspetto di infiniti corpi di cervezze di di varie grandezze, infinite parole di cervezze nell'aspetto di mantra e infinite menti di cervezze nell'aspetto di sillabe che si assorbono dentro di voi. Per cui, come vi ho spiegato ieri, tutti noi abbiamo il segno della bontà, del lineaggio di Buddha, ma quale lineaggio di Buddha otterremo l'illuminazione non lo sappiamo, adesso lo impareremo tramite questo rituale dentro il mandala in cui si offre il fiore. Prendete i fiori in mano. Pensate in questo modo, posso il fiore capire esattamente sul lineaggio in cui io diventerò Buddha. Pensate recitando questo mantra che Rinpoche lo fa al posto vostro. Adesso il fiore è caduto al centro, per cui su quello che è il lineaggio di Amitabha. Per cui adesso pensate che il vostro nome segreto da ora in poi è Dharmapeza. 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 Adesso pensate voi stessi nell'aspetto di cervezza in modo due braccia, al vostro cuore la Siddha Om, alla gola la Siddha Ram, e nei due occhi pensate due Om che emanano luce. Toglietevi la fascetta in questo momento. Poi adesso immaginate in questo modo, pensate, dopo essere tolto questa benda, adesso vedo direttamente con i miei occhi aria, cervezzi e tutto il mandala. Per cui pensate che al centro c'è cervezzi con 11 voti e 1000 braccia, che
che è della natura della famiglia di Amitabha. Sul capo di Amitabha. Adesso fate questa richiesta, pensate in questo modo: per piacere concedimi l'iniziazione dell'acqua del vaso, che è l'iniziazione che fa maturare quello che è il seme per poi ottenere, purificare completamente le due oscurazioni e ottenere il Dharmakaya. Pensate in questo modo, pensate anche che giungono le divinità dell'iniziazione con i vasi pieni d'acqua che vi danno l'iniziazione. Immaginate queste cose mentre faccio il rituale. Pensate che in questo modo avete posto la potenzialità di purificare completamente l'oscurazione della mente, quella di ottenere in futuro lo stato che ne risulta del Dharmakaya. Pensate che le divinità dell'iniziazione adesso si assorbono dentro di voi. Adesso ci sarà l'iniziazione della corona che porta come maturazione il corpo supremo. Per prima cosa voi discepoli pensate in questo modo: per piacere concedimi l'iniziazione della corona per ottenere il corpo supremo. Per cui come prima pensate che giungono sopra di voi le divinità dell'iniziazione che vi impongono la corona in capo, e in questo modo pensate che ricevete l'iniziazione della corona. 사실 소문을 위하여 내가 샤바를 샤고 사마치야
pensate in questo modo adesso, ho lasciato pronta la potenzialità speciale che maturerà, con la quale otterrò il corpo della forma suprema del Buddha. Ripetete il mantra di Mani Padme Hum. Om 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 Mani Padme Hum. Adesso avete ricevuto l'iniziazione, per cui avete ricevuto anche il permesso in futuro di essere di beneficio il più possibile agli altri, se è possibile insegnate il Dharma, altrimenti insegnate di indirizzarvi a un cuore, a avere una mente positiva, all'altruismo il più possibile. Adesso abbiamo concluso l'iniziazione del grande compassionevole del Kriyataka. Allora, a questo punto andiamo a pagina a pagina 71 tutti insieme recitiamo ad alta voce. Avete il librettino? A pagina 71 recitiamo insieme la loro.
considera contraddittorio del fondato metodo del mondo sorge dipendente. Quando si concepisce un modo di giustificare la dipendenza, la maturità di sistema fisico non contraddice la funzione dell'agente dell'azione. Intendendo invece l'opposto, poiché non potrebbero mai esserci azioni in un modo nel modo ciò che possiede azione si cadrebbe in un tremendo visto. Perciò la visione del sorte dipendente che tu l'hai insegnata adesso è una grande lode. Le cose non sono del tutto inesistenti fisicamente. Qualcosa di dipendente come un fiore nel cielo, perciò non c'è niente che sia dipendente, l'esistenza della propria natura, tutta la dipendenza di cause e condizioni, quindi viene insegnata perché non esiste se non sorge dipendente, non c'è nessuna cosa esistente che non sia vuota di un'esistenza intrinseca, dal momento che tutta l'esistenza intrinseca non ha fine, ha detto che sarebbe impossibile tenere un derivarsi dei fenomeni dell'essere loro propria natura, perché le costruzioni non dovrebbero cessare. Perciò chi può mai sfidare che Montaigne, l'assemblea di saggi proclamato come cito le loro libertà dell'intrinseca natura, poiché mancanza di intrinseca natura e possibilità di funzionamento non sono contraddittorie, non c'è l'illusione di dire che la varietà e sorge dipendente non esistono. Per via del sorge di dipendenza non ci sono basi di previsione estrema, causalità di distinziamento del produttore superabile. E la tua parola, il tuo vuoto di propria natura, e da questo lo causa, sorge quell'effetto. Queste due certezze si sostengono a vicenda, si comprendono unicamente come può essere questo ordinario di ciò che c'è di più meraviglioso, che tu venga lodato per tale principio rappresenta una lotta effettiva, da un lato dove questi sono risichiati, gli impegni e gli effetti mentali, nutrono missione verso di te perché meravigliarsi l'ora che rovinano il tempo, che trovano interrogabile il suono delle parole, non intrinseca esistenza, ma accettare sorge di dipendenza della tua parola e poi non sopportare il processo della verità, questo che si sta accadendo davvero. Se proprio in verità il supremo sorgere dipendente, la porta che conduce alla non esistenza intrinseca si afferma un'esistenza intrinseca con quali altrimenti che possono essere guidati, questo vale un sentiero quale non piace, a quello che opera per l'ingresso marcato dai supremi anni, esistenza intrinseca non prodotto non dipendente, l'azione dipendente, prodotto dipendente, come possono trovarsi questi due tipi di categorie nella stessa base senza contraddizione. Tuttavia ogni cosa sorge in dipendenza sebbene prima di un'esistenza intrinseca. Per questo è affermato come un'illusione, proprio da ciò si può capire bene nelle diverse azioni di coloro che vorrebbero fosse te quanto insegnato. Non riescono a trovare con la logica alcuna per quale motivo? Perché le tue spiegazioni ti dovevano dare la possibilità che si esagerino se nei fenomeni manifestino. La tua parola è considerata impareggiabile per presente il sentiero del sorge dipendente con ciò che generano una certezza anche che altri insegnamenti abbiano maturità. Avendo percepito la verità, avrai poi ben spiegato coloro che sedessero seguendo le tue ore andavano al di là di ogni problema perché avevano distrutto la radice della divinità. Ma quanti volte hanno sparato questo insegnamento nonostante al loro sforzo si impegnano, evitando uno dopo l'altro i problemi a causa della loro ferma posizione di sé. Quale meraviglia! Quale saggio comprende la differenza tra questi due come non potrà trovare rispetto interno al profondo del cuore, senza parlare dell'intera ricchezza dei tuoi insegnamenti che sono la proporzione generale della tua parte di essere tarda alla carne del Dio Supremo. Ahimè la mia mente alla presa dell'ignoranza, quando non fatto se rifugio, cieco come ero dalle qualità più evidenti del tuo insegnamento che tu hai scritto sottili tuttavia il flusso della mia vita non è ancora arrivato alla vocazione della morte. Io ho ancora fede in te, anche solo per questo mi sento fortunato, tra i maestri, maestro e sorge dipendente, saggezza e sorge dipendente, come sovrani tutti che per vittoria del mondo si prova la conversione suprema. Tutto ciò che è esposto in relazione con sorge dipendente che si produce nel nirvana non c'è. Alcuno dei due atti che non porti pace, è meraviglioso il tuo insegnamento, dal momento che comunque lo scopo è la pace. Chi potrà rivoltarsi ad osservare la tua dottrina, poiché distrugge l'antico depositore e libero per questa condizione interna. Esaudisce entrambi gli scopi diversi, diventa senso per dare la dottrina costantemente cresce per il bene di tutti coloro che più volte nel corso di innumerevoli ore ha riferito il corpo, la vita, l'amata famiglia e le ricchezze quando contemplano l'eccezione di qualità che può dare, che appare alla mia mente che come un pesce e tirato su dall'anno, che triste destino non ha tenuto la testa, la forza di te stessa non abbandona la mia mente, proprio come mai si separa da un amabile pensiero del proprio amato figlio perduto, ma poi ti immagino mentre segni splendente per i tuoi santi segni marchi o maestro ci guarda la luce di luce con la tua stupenda voce libera a parlare di tale gloria, tale visione intera settimane nella mia mente sorge, a distanza del tuo dolore si va così come i raggi lunari della febbre calmata, sebbene queste eccellenti dottrine siano così meravigliose, le persone delle specie sono confuse e i loro pensieri completamente aggrovigliati proprio come l'erba malvagia. Avendo compreso ciò, ho educato me stesso in accordo agli altri saggi, prendendo con grandi impegni in tutti i modi indagare il perfetto significato delle parole studiato amore di vedere scuola buddista di altro, la mia vita a volte sofferta, nel momento di trovarsi nelle dume, perciò mi ricarica già di dei notturni di pedale di una gasolina per fare spiegare chiaramente il principio del
tuo veicolo impareggiato, libero da estrema esistenza o inesistenza, luminosi guidanti e raggi miracolati che la spiegazione della valorosa loro orbita, crescenti di perfetta saggezza si muovono liberamente nel segno delle scritture, si fanno di cuore come insegnamenti, sparando la costellazione, due insegnamenti errati per scoprire, la gentilezza delle cure del mio film, trovo solo io la sua attività, la parola del buffo, la suprema, la genitore, il messaggio del verbo dato. Il perfetto di questo sorge dipendente, ispirato del maestro, annunciato al mondo in modo appropriato, studiato insieme del costruttore, delle pratiche di oggi che ho messo in impegno, così che questo pixel ho dimostrato rispetto per il sommo veggente, per la gentilezza del mio culo, contro la fortuna di cotare l'insegnamento del pareggiato del maestro, perciò devi cotare del tuo finché sia caso che tutti i divini imprese la grande cura delle guide supreme, fino a quanti sensato alla fine possono gli insegnamenti del munifico non essere turbati dal vento e delle visioni errate, sempre possono tutti comprendere la dottrina del maestro perfetto, possono essere di tenere l'eccellente metodo di Sakyamuni che diviene il principio del sorgere dipendente, mai abbandonare tutta l'esistenza che costa del proprio corpo, della propria vita, giorno e notte possono sempre stare, non incrementare questo stato doloroso del mondo supremo imperatore, in Montevideo si distende fuori mentre gli esteri staranno impegnati in una motivazione pura, possono brava a indre quando il produttore del mondo guardiano come un mancare concede loro un aiuto costante, non indulgero mai. Grazie. Many of these practices is common. So, thank you. You the attention. Thank you. So now, we will have a button talk. So we will again meet the differences, morning teaching, empty stomach. After there's a party talk with stomach. That's the difference. Otherwise, say thank you. Per cui abbiamo completato gli insegnamenti, sono stato molto contento, specialmente perché la presenza delle altre tradizioni in cui abbiamo in comune molte pratiche, e sono stato molto contento anche della grande attenzione che avete prestato. Adesso nel pomeriggio ci incontriamo ancora per la conferenza pubblica, la differenza è che adesso abbiamo fatto gli insegnamenti a stomaco vuoto, la conferenza pubblica la facciamo a stomaco pieno. Che vai? E vi faccio vedere dopo. Eccola, com'è andata? Vabbè, è normale. Ma è più piccola di secondo me è più complimenti, infatti no, ma infatti era andato avanti, però non si ricorda. Ah, vabbè, comunque è normale. Dai, questo rimane così. Aspetta,